finale di 6-1 tra Palermo Futsal Club e Città di Bisacquino. Siamo qui con il mister Gentile che salutiamo. Buonasera. Mister, partiamo subito dal risultato. Una prima frazione che si è aperta con uno svantaggio, primo gol subito, poi la rimonta. Un giudizio per Allora, che dirti? Secondo me, nonostante lo svantaggio iniziale, ero abbastanza sicuro della prestazione dei ragazzi che avrebbero potuto fare oggi. Dice, ma perché questa sicurezza? Questa sicurezza mi veniva da come si erano allenati in settimana. Siccome ho visto che sono stati fatti 2 allenamenti seri, eh, oggi ero abbastanza tranquillo, anche se poi siamo partiti sotto 1-0. E poi per fortuna alla fine ho avuto ragione. oggi il primo gol è stato fatto da forse un giocatore che è meno appariscente degli altri, Lorenzo Lopez, è sempre presente, sempre carico per dare il suo aiuto soprattutto in fase difensiva. Un gol è meritato per lui. Assolutamente, non vorrei sbagliare, forse è stato il secondo gol, comunque sempre molto molto importante. Lollo è quel ragazzo che tutti vorremmo avere in squadra, perché è quello che fa il gruppo, è quello che è pronto a difendere il compagno, è quello che quando viene chiamato in causa, possono essere 2 minuti, 3 minuti, 10 minuti, mezz'ora, dà sempre il massimo. Quindi poi giornate come oggi che realizza pure il gol, dico per me, io sono stracontento per lui. Tra l'altro gli faccio pure gli auguri perché ieri ha fatto il compleanno. Oggi rimaniamo allora in tema di auguri perché per lei sono 100 panchine con il Palermo Futsal Club partendo dalla Serie D, primo anno di D, secondo anno, un po' di tristezza forse per quello che è stato l'epilogo, poi la vittoria del campionato, vittoria della Coppa Provinciale, insomma i ricordi sono veramente tanti e ora questo campionato è fantastico al momento. Sì, guarda, è veramente un'emozione indescrivibile. A parte che è difficile rimanere 100 panchine con la stessa squadra perché di solito quando le cose vanno male il primo che salta è l'allenatore. Invece devo dire che con Gabriele, con Pazzaia, ma con tutta la dirigenza stiamo creando qualcosa di grazioso. Tutto è partito dalla Serie D e da lì in poi è stato un crescendo. Il primo anno abbiamo sfiorato i playoff, il secondo anno siamo arrivati secondi all'ultimo secondo, proprio quindi giustamente dicevi delusione, grazie. Secondi all'ultimo secondo di una finale è bruttissimo. Il terzo anno invece è stato un successo perché abbiamo vinto praticamente tutto. Eh, Questo è il quarto anno e sta andando nettamente sopra quelle che erano le aspettative. Eh, che dirti, sono stracontento, ma soprattutto non per il risultato. Io sono stracontento perché il martedì, il giovedì, il sabato, quando vengo ad allenarmi, per me non è un peso, per me è un divertimento perché si è creato veramente un bell'ambiente, si ride, si scherza, ci litighiamo e facciamo pace. Anche oggi è capitato. Eh, quindi dico, quando ci sono tutti questi elementi non posso che essere contento, orgoglioso e fare i complimenti a tutti. 100 panchine sono tante, ma la cosa più bella, lo sai che cos'è secondo me? Che di queste 100 oggi sono 73 vittorie. Sono orgoglioso anche di questo risultato. Adesso con questa sconfitta Città di Bisacquino forse un po' si estromette da quella che è la corsa che sembra a 4 squadre, su tutte chiaramente Palermo Futsal Club, Pioppo e Altofonte, leggermente più in basso il San Vincenzo, ma insomma è una classifica che continuerà a mutare fino alla fine. Sì, allora sicuramente primo, secondo e terzo posto, dato che siamo a 3 punti, può cambiare da una giornata all'altra. Io dico ai ragazzi che ci sono le ultime 4 partite, noi abbiamo 4 finali, per fortuna dipende tutto da noi, non dobbiamo guardare i risultati degli altri, sono gli altri che gli interessa sapere quello che facciamo noi. Il Bisacquino adesso è a 12-13 punti dal secondo posto, quindi secondo me sarà difficile che si farà la prima partita dei playoff fra seconda e quinta, poi per carità mai dire mai. E poi niente, il San Vincenzo è forse diciamo, quella più penalizzata perché dovrebbe superare 3 squadre, ma è a 4 punti, quindi è un pochettino difficile. Ricordiamo comunque che anche loro hanno 3 punti persi a tavolino di una partita che avevano vinto, quindi sul campo anche loro erano comunque fra le 4. Che dirti, campionato bellissimo, siamo orgogliosi di fare parte di quelle squadre che si stanno giocando il campionato e faccio i complimenti anche al Pioppo, all'Altofonte, al San Vincenzo, ma anche al Bisacquino perché comunque stiamo tutti onorando, stiamo facendo un ottimo campionato.
Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida, una trasferta importante sul campo delle Città di Marsala, un campo complicato, l'assenza di Pisani, però c'è anche lì dentro di Fiorentino, che gara sarà? Allora, io ricordo l'andata col Marsala, che è stata una partita, anche se abbiamo vinto, alla fine abbiamo un attimino sofferto questa squadra, perché Marsala ha una bella cultura di calcio a 5, quindi giocano appunto un buon futsal, ma però devo essere sincero, io sono fiducioso dei miei ragazzi, oramai non guardo più tanto le squadre avversarie, penso che adesso ce la possiamo giocare con tutti tranquillamente. Cioè mancherà Pisani, sarà sicuramente una grande assenza, come anche quella di Suggion, perché ha diffidato essere anche lui squalificato. Ma siccome in panchina, faccio un esempio, molto probabilmente magari esce Pisani e ci sarà Fiorentino, esce Suggion e ci sarà Fiorentino, quindi abbiamo un'ottima rosa che, e lo dico anche a loro, chi gioca a gioco, chi è convocato, riusciamo a essere sempre abbastanza competitivi. Risultato finale di 6-1 tra Palermo Futsal Club e Città di Bisacquino. Siamo qui con Alessandro Nicchia, uno dei protagonisti, un gol e un assist, continua a brillare dopo la doppietta nello scorso turno. Che momento è per te? È un momento molto bello, non venivo da un momento positivo, però da queste due partite devo dire che è stato un momento molto bello per me e per la squadra, che ci siamo ripresi dopo alcune sconfitte. Abbiamo ripreso da poco la vetta, ma mancano 4 partite per il nostro sogno, diciamo. Dal punto di vista personale, come vivrai queste prossime 4 partite? Saranno 4 finali per te? Sì, saranno 4 finali più che personali, anche di squadra. Poi se viene il gol, viene l'assist, poi quelle cose sono cose in più. L'importante queste 4 partite è vincere e completare, diciamo, questo bel campionato che stiamo facendo. Nonostante la tua giovanissima età, mister Gentile ti concede tanto minutaggio, addirittura anche da titolare. Qual è il rapporto con mister Gentile? Ma è un rapporto molto bello, il mister diciamo non guarda l'età, se tu ti alleni bene ti mette da titolare, diciamo che non guarda tanto l'età. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Città di Marsala. Ci sarà l'assenza di Pisani ad esempio, ma il ritorno di Fiorentino. Che gara sarà? Sarà una partita molto complicata, anche perché noi fuori casa facciamo un po' fatica, soprattutto per queste assenze che avremo, però ci prepareremo bene in settimana per questa partita.